Walter Onichini è già in carcere. Alle 14:30 lo avevamo contattato per commentare la sentenza, ma la moglie ci ha risposto al telefono con un filo di voce mentre i carabinieri lo stavano portando via. Il macellaio di Legnaro ha ricevuto la condanna definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 11 mesi di carcere. La Cassazione ha rigettato il suo ricorso alle sentenze di primo e secondo grado. Onichini dovrà anche risarcire con 25.000 euro Elson Dreca, il trentenne albanese che il 22 luglio 2013, nel tentativo di rubare l'auto di Onichini dal garage, scoperto, venne gravemente ferito a un fianco da un colpo di fucile sparato dal proprietario. Nessun commento per ora dal legale del negoziante, l'avvocato Ernesto De Toni. Egli, insieme a Onichini, sperava che la riforma della legge sulla legittima difesa potesse ribaltare la sentenza di primo grado. Il procuratore generale nell'aprile 2019 aveva chiesto che il reato venisse derubricato in eccesso colposo di legittima difesa. Dopo il colpo di fucile con cui ferì il ladro al fianco, Onichini caricò l'uomo in auto per poi abbandonarlo in un campo. Durante i processi, l'avvocato difensore ha sostenuto che Ndreka lo aveva minacciato con un coltello alla gola e per questo il macellaio lo scaricò giù dalla macchina.